9 miliardi 890 milioni 30.008, pari al 99,99998%, favorevoli. La proposta di delibera è stata quindi approvata a larga maggioranza. Così, nel primo pomeriggio di oggi, l'Assemblea dei soci di Veneto Banca ha deciso di procedere contro i passati consigli di amministrazione che hanno portato alla crisi attuale l'istituto di Montebelluna. Nel mirino gli amministratori dal 2006 al 26 aprile del 2014, ovvero quando iniziò l'era Favotto. In pratica sotto accusa il presidente Flavio Trinca e tutto il suo CDA, oltre all'altro grande imputato, il direttore generale Vincenzo Consoli. È stata di fatto la prima volta da presidente di Massimo Lanza, subentrato a Beniamino Anselmi, quinto numero 1 di Veneto Banca in poco più di un anno. Quello che impressiona è il numero di azioni in mano ad un solo socio, il Fondo Atlante, rispetto all'altro, che è tutto insieme l'attuale valore degli storici azionisti di Veneto Banca. Qui si capisce come ogni decisione oggi sia fuori dalla Marca e dal Veneto e come bastino 3 telefonate per avviare in uno studio milanese la fusione senza se né ma con la Popolare di Vicenza. Un'operazione comunque osteggiata dai sindacati degli oltre 5.000 dipendenti, con l'80% concentrato nel Veneto e nella Marca e sovrapposto a quello della Vicentina. Sindacati che questa mattina si sono piazzati fuori da Villa Loredan, scenario nel bene e nel male delle grandi decisioni della Banca di Montebelluna. Non vogliamo una fusione che sia fatta così per dare un contentino a qualcuno, che sia una manovra politica, ma vogliamo a quale a pagare siano solo poi i dipendenti. Gli studi, non solo delle nostre organizzazioni ma anche indipendenti, hanno sempre sottolineato che la fusione fra queste due banche non porta nessun giovamento a nessuno. Si parla di circa 1500 possibili esuberi che, se sommati agli altri 1500 previsti nell'altro gruppo che è Vicenza, si arriva a circa 3000 possibili licenziamenti. Dentro quasi a ripetere un rito già visto sono sfilati alcuni azionisti, ma sempre meno arrabbiati e sempre più delusi, come Ettore Barzi per l'Associazione Azionisti Veneto Banca. Quello che a me interessa sapere e dire agli associati su quello che è i crediti deteriorati, cosa si intende fare? Perché in fondo è stato questo il vero tema per i piccoli azionisti, ancora sostanzialmente però senza risposta.